giorni l'istituzione della prima zona rossa a Treviso in via Roma. Il tavolo in prefettura fissato per la prossima settimana. Nel mirino di Casugana finiscono ancora una volta le panchine spostate dalle zone più a rischio a quelle più turistiche. L'omicidio in discoteca a Castelfranco, domani alle 14.30 Loreggia, l'addio al ventenne Lorenzo Cristea, ucciso con 3 coltellate. Intanto nelle indagini spunta un terzo coltello. L'avvocato Fabio Crea, difensore di uno degli arrestati per il delitto alla Baita al Lago, minacciato e insultato via social, interviene la Camera Penale. Asilo nido privato sequestrato dai NAS per mancanza di autorizzazione a Vittorio Veneto, 33 bambini riaffidati alle famiglie. Intanto il comune si sta attivando per ridurre i disagi. I 9 in un appartamento in cui dovevano esserci al massimo 2 stranieri, scattate le sanzioni per il padrone di casa. Intanto dall'Ater condanna per l'aggressione alla troupe di Striscia a Candelù. Furto in una ditta di trasporti di Olmi di San Biagio nella notte tra lunedì e martedì, rubati 80 scatoloni contenenti vestiario marchiato Calzedonia che sono stati caricati su un furgone ritrovato vuoto nel Veronese. Calcio derby Treviso Mestre domenica al Tenni. Per evitare scontri la prefettura dispone il divieto di vendita di tagliandi ai tifosi residenti nella provincia di Venezia. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. I temi della sicurezza urbana in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché ormai è imminente l'istituzione di una zona rossa in via Roma a Treviso. Lo ha annunciato ai nostri microfoni il sindaco Mario Conte, che intanto in chiave antidegrado sta spostando le panchine e studia anche una stretta sull'alcol nei luoghi pubblici. La settimana prossima ci troveremo con il prefetto e con il comitato di ordine e sicurezza appunto per definire il perimetro, che sarà molto limitato, di questa zona rossa. La strada sembra tracciata, la città va verso l'istituzione di quella che a tutti gli effetti è la sua prima zona rossa. L'annuncio arriva dallo stesso primo cittadino che circoscrive strumento e area. Quella via Roma a ridosso della stazione, spesso teatro di aggressioni e risse da parte di giovani e giovanissimi. Una zona rossa molto limitata da un punto di vista dello spazio, che poi è anche quel piccolo quadrante di città dove si sono manifestati alcuni episodi francamente brutti e di cui non vogliamo abituarci e che combattiamo con tutte le nostre forze. La zona rossa è più adatta ad altre tipologie di città che hanno maggiori criticità, però insomma noi vogliamo risolvere il problema della sicurezza in città e quindi anche questo strumento può essere utile. In attesa del suggello della prefettura, la sicurezza urbana passa anche attraverso le panchine. Proprio in via Roma, dopo i lavori di riqualificazione, non sono state più riposizionate. Inevitabile tornare alla fine degli anni 90, quando lo sceriffo Giancarlo Gentilini le tolse con una mossa shock. Conte riaggiorna la linea. Magari essere paragonati a Gentilini perché è stato un modello di sindaco. In realtà la notizia non è che Conte toglie le panchine, è che Conte aumenta le panchine ma chiede che vengano utilizzate nel modo corretto. Le aumenta e le sposta. Sì, non le tolgo, le sposto, perché è fondamentale capire che noi stiamo rigenerando la città, stiamo facendo investimenti importanti con illuminazione pubblica, piste ciclabili, rifacimento di marciapiedi, e laddove le panchine vengono utilizzate in modo sbagliato, così come segnalato dai cittadini, perché questo è il caso di via Roma, vengono tolte, spostate e messe in altri luoghi più adatti. Intanto, con lo stesso spirito, Casugana studia una stretta sul consumo di alcol in vie e piazze. Se qualcuno abusa di alcolici in quadranti di città e poi conseguentemente crea anche delle situazioni di pericolo, in quel quadrante di città verrà inserito il divieto di alcolici. Siccome siamo una città fatta di tanti bei locali gestiti da professionisti, tutti coloro che vogliono consumare uno spritz, un calice di prosecco lo possono fare non in luoghi pubblici ma appoggiandosi agli ambienti che sono predisposti per questo tipo di servizio. E lo spostamento delle panchine riaccende inevitabilmente il dibattito. Propaganda attacca il Partito Democratico.
Eticamente qualsiasi cosa vada a impedire a qualcuno di potersi appoggiare, di potersi sedere, secondo me è sbagliato, però bisogna anche essere razionali e cercare di capire se questo può portare a dei risultati concreti, questo sì. È un dibattito che assume contorni quasi filosofici, quello che riguarda lo spostamento delle panchine a Treviso, argomento sensibile dal 1997, quando Gentilini le bandì per la prima volta. Oggi come allora la discussione è aperta, anche se stavolta si tratta, come spiegato da Mario Conte, di un semplice dislocamento. Giustissimo, sono della linea Gentilini anch'io, pulire parchi, parchetti, vicoli per il decoro pubblico. Questa gente va gestita, messa e trattata in modo decoroso, ma non può essere dove vuole, fare quello che vuole. Treviso è una città che va preservata perché è ancora molto superiore rispetto a tante altre, quindi anche la panchina che può portare gente a starci sopra può essere degradata, può essere distrutta, comunque è un bene pubblico e va preservata e va portata dove ce n'è bisogno e dove viene trattata come un bene pubblico dovrebbe essere trattato. Giusto, sono d'accordo di spostare e buttare via. Non saprei dire se è giusto o sbagliato, dipende, dove c'è più gente è giusto ma ci sia più posto da sedersi, insomma, ecco. Quindi qui in centro servirebbero più panchine? Sì, secondo me sì, almeno nelle vie principali sì, che almeno così la gente può sedersi, ma mangiarsi un gelato, invece stare in piedi, godersi un po' il panorama, ecco. Diciamo che non credo che siano le panchine il problema che portino la gente a bivaccare. La panchina è anche un luogo di accoglienza. Questa gente, io ricordo quando arrivavano a Treviso le prime badanti si sedevano lì a Fragiocondo, erano tutte là, si ritrovavano per terra sedute sull'erba. Insomma, arrivano, a volte li utilizziamo queste persone. Tranchant l'opposizione che, guardando allo spostamento delle panchine, parla di pura propaganda. Il sindaco Conte decide di riprendere una vera e propria ossessione della Lega in città e di riproporla quando sappiamo perfettamente che non è quello che serve, non è quello che risolve nessun tipo di problema. Invece stiamo ancora aspettando che le annunciate azioni, penso alla trasformazione dell'edicola di Via Roma in un presidio della polizia locale, diventino concrete, perché attualmente anche quelle sono completamente sparite come le panchine. Intanto la Prefettura di Treviso, in base all'esito del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 6 maggio riguardanti i disordini avvenuti in occasione della partita Treviso-Mestre dell'ottobre 2023, vista la rivalità esistente fra le tifoserie trevigiane e mestrina, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi dei tifosi residenti nella provincia di Venezia per la partita Treviso-Mestre in programma domenica allo Stadio Tenni, gara di semifinale playoff di Serie D. Torniamo all'omicidio di Castelfranco Veneto, spunta un terzo coltello, intanto domani l'ultimo saluto alla vittima. Ogni giorno emergono nuovi risvolti sulla tragedia avvenuta a Castelfranco, a 800 metri dalla discoteca Playa Beach Club. A quasi 2 settimane dall'omicidio di Lorenzo Cristea cominciano a definirsi e cristallizzarsi alcuni aspetti. Intanto sono salite a 3 le armi sequestrate, una è quella militare sporca di sangue, sicuramente utilizzata durante l'aggressione. Sulle altre 2 lame sarebbero stati disposti degli accertamenti, ma i dubbi che possano essere state nelle mani dei ragazzi sono tanti. L'ultimo coltello è stato trovato in un campo. Un agricoltore che stava arando un campo ha trovato questo coltello sotterrato e ce lo ha segnalato, per cui abbiamo proceduto al sequestro e come gli altri 2 verrà inviato poi per le analisi di rito al RIS di Parma, previa appunto l'autorizzazione del pubblico ministero. La dinamica ormai sembra chiara. La lite dentro il privé della discoteca dove i 2 ragazzi nordafricani avevano un tavolino per una spinta. Poi la discussione degenerata in offese fino all'intervento dei bodyguard che hanno bloccato i 2 gruppi invitandoli ad uscire. E alle prime luci dell'alba la tragedia consumata in pochi minuti. Le 3 auto con a bordo 8 ragazzi e 2 ragazze che partono incrociano Badr Rouaji e Taben Nani. Il gruppo scende dalle macchine e inizia la violenta aggressione. Poi le coltellate. A terra rimane Lorenzo Cristea colpito a morte. I funerali alle 14:30 alla chiesa ortodossa di Loreggio. Presente anche la sindaca di Trebaseleghe Antonella Zoggia, comune dove il giovane viveva assieme alla famiglia.
Non abbiamo risposte come amministrazione, neanche come adulti di questo Paese. Posso solo esprimere il mio grande cordoglio per questa morte assurda e porterò domani ai funerali di Lorenzo le mie condoglianze ai familiari, agli amici, a tutti quelli che sono ancora così colpiti e così sconvolti da questa morte. Saranno presenti anche gli amici, fra loro Alessandro Bortolami, che è uscito da poco dall'ospedale di Castelfranco ed ha espresso il desiderio di poter dare l'ultimo saluto a Lorenzo. E in tutta questa vicenda c'è un ulteriore risvolto, come le minacce subite dall'avvocato Fabio Crea, difensore di uno degli arrestati, minacce che hanno spinto a intervenire anche la Camera Penale. Bersagliato da offese di ogni genere, minacciato e leoni da tastiera hanno preso di mira l'avvocato penalista Fabio Crea, colpevole secondo questi odiatori seriali di aver assunto la difesa di Badr Rouaji, il 19enne arrestato per il delitto di Lorenzo Cristea. In altri casi di omicidio ho avuto una situazione analoga, ma qui si sta esagerando, tuona Crea. In questo caso si è superato ogni limite di decenza e di continenza. Sia da un punto di vista della quantità dei messaggi e soprattutto del loro contenuto. Un attacco vero e proprio ad un legale che sta svolgendo la sua professione. Molte sono addirittura minacce. Sì, lasciano certamente il tempo che trovano, però devo dire che sono particolarmente fastidiose perché oltre a offendere l'onorabilità mia, mina certamente la serenità, insomma, dei familiari e soprattutto offende quella che è un'intera categoria, quella degli avvocati. Immediata è arrivata la reazione del presidente della Camera Penale che in un comunicato scrive: si condannano con fermezza questi biasimevoli comportamenti che colpiscono a vile il singolo avvocato e la stessa funzione difensiva. Infine si legge: l'attacco al singolo avvocato rappresenta e sempre rappresenterà un attacco all'intera avvocatura. Quello che sta accadendo è inaccettabile, commenta ancora Crea. Non è accettabile, considerando quello che è il ruolo che noi svolgiamo di tutela di un diritto costituzionale imprescindibile, invalicabile, che è il diritto di difesa. E vorrei ricordare a tutti coloro che si permettono di scrivere certe cose che ogni indagato è innocente fino a sentenza definitiva. Per ora il legale non ha presentato denuncia, ma si riserva di farlo. Se dovessero continuare, certamente assumerò delle iniziative, perché non è accettabile che in una realtà come la nostra, o comunque in base a quelli che sono i principi costituzionali e quella che è la professione che noi svolgiamo come avvocati, un'intera categoria possa essere offesa. Solidarietà anche da parte del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, Diego Casonato, che lunedì porterà questa vicenda all'attenzione del Consiglio dell'Ordine. Baby gang, delinquenza giovanile, c'è un nuovo appello del questore di Treviso. Quello che chiediamo è la massima collaborazione dei cittadini, ecco, coinvolgerci e farci sapere quello che succede, magari essere anche i primi a saperlo può essere molto utile. Si rivolge direttamente ai cittadini il questore di Treviso Simone nella lotta al disagio giovanile. Sono i nostri occhi e le nostre orecchie. Noi, dice, non possiamo prescindere dalla loro collaborazione. Entrare nei nostri uffici e avviare delle forme di collaborazione non significa denunciare, significa segnalare delle situazioni. Saremo poi noi a valutare. Anche una semplice chiamata, una segnalazione possono diventare fondamentali per il lavoro delle forze dell'ordine. All'indomani dell'omicidio di Francesco Favaretto in via Castelmenardo, il questore lanciò un appello proprio ai cittadini per fare rete. E la rete ha funzionato e sta funzionando, perché l'appello a fare rete ci ha dato la dimostrazione che solo con la rete, con un'efficace rete, riusciamo a permeare bene il territorio e a controllare il territorio. Quindi io rinnovo questo appello. Una collaborazione talmente importante da portare il questore a ringraziare personalmente chi collabora per la sicurezza della propria città. Io sono
sono solita far chiamare e contattare tutti i cittadini che ci scrivono per ringraziarli, che spesso si meravigliano perché non si attendono un riscontro, però questo accade. Ritorniamo alla spedizione punitiva lungo il PUT a Treviso della scorsa settimana. 3 le persone denunciate, il loro legale valuta ora la richiesta di riesame contro i sequestri effettuati. Per il momento ovviamente non conosciamo quali sono gli elementi che ha in mano la Procura. Adesso abbiamo dei decreti di sequestro, sono stati sequestrati degli indumenti, abbiamo 10 giorni di tempo per valutare se fare una richiesta di riesame contro questi sequestri. L'avvocato Pietramala, legale dei 3 uomini, 2 cittadini albanesi e 1 kosovaro, denunciati dalla polizia perché ritenuti responsabili della spedizione punitiva di venerdì pomeriggio sul PUT in zona stadio, spiega quella che potrebbe essere la linea difensiva. Secondo le indagini, quanto accaduto quel giorno sarebbe l'epilogo di una faida che si trascina dall'ottobre 2022, quando a Fiera venne ucciso Rajib Kolgeci. A rimanere feriti il figlio del 52enne massacrato 8 anni fa e un suo familiare. All'origine probabilmente delle scuse mai accettate da parte dei parenti della vittima. Gli agenti, nel corso delle indagini, durante una perquisizione avevano sequestrato gli abiti indossati al momento dei fatti e le armi utilizzate, un coltello e una mazza da baseball. Il raid immortalato in un video di cui l'avvocato Pietramala al momento ha visionato solo un frame di pochi secondi. Sappiamo che c'è stato un video e vorremmo vedere anche questo video interamente. Valuteremo anche l'ipotesi di chiedere di essere interrogati e spiegare quella che sarà la nostra versione. Poche ore più tardi la spedizione punitiva a Silea le fiamme distruggevano un furgoncino di proprietà del fratello di Rajib Kolgeci. I carabinieri indagano per incendio doloso, anche se al momento dai rilievi dei vigili del fuoco non emergerebbero elementi, sostanze acceleranti o inneschi che possano far pensare ad un atto intenzionale. Concluse le indagini preliminari relative a una rissa scoppiata una sera del 2022 a Spresiano. Il bilancio in quel caso fu di 3 feriti, di cui 1 grave. 4 le persone denunciate per rissa aggravata e porto abusivo d'armi. La rissa avvenuta a colpi di coltelli e di taser. Era il 31 maggio del 2022, un martedì sera. In pieno centro a Spresiano, al Prince Lounge Bar, a 2 passi dal municipio, un gruppo di nordafricani si era scontrato con un rivale di origine albanese. Ne era scaturito un diverbio, aizzato da futili motivi e culminato con la violenza. Il bilancio era stato di 3 ferite di origine marocchina, colpiti da fendenti all'addome e al torace. Per uno di loro la prognosi è stata di 30 giorni. La vicenda si era svolta in un contesto alterato dall'alcol. Concluse le indagini preliminari. Indagato l'autore materiale delle coltellate ai 3 feriti, un 40enne residente a Treviso. A lui sono contestati reati di lesioni aggravate, porto abusivo di arma da taglio e detenzione di un taser, oltre alla rissa. Gli altri indagati sono un 44enne di Villorba, un 24enne di Roncade e un 26enne di Spresiano, tutti coinvolti a vario titolo per rissa aggravata. Asilo nido privato sequestrato dai NAS per mancanza di autorizzazioni a Vittorio Veneto, 33 bambini riaffidati alle famiglie con il comune che si è attivato per garantire il servizio. Sigilli posti, struttura messa sotto sequestro. Il nido privato operava con assenza di registrazione sanitaria e mancanza di autorizzazione all'esercizio per il servizio educativo sociale rilasciato dalla Regione, nonché del registro di autocontrollo. I carabinieri del NAS con i tecnici dell'US2 durante normali controlli volti a verificare la regolarità delle condizioni igienico-sanitarie strutturali, lo scorso 8 maggio sono intervenuti all'asilo nido Pollicino di Vittorio Veneto, procedendo per le diverse irregolarità al sequestro amministrativo dell'intera struttura ritenuta abusiva. I 33 bambini che frequentano l'asilo di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni sono stati riaffidati alle famiglie. Abbiamo capito che la questione è prettamente di ordine amministrativo
e naturalmente c'è un po' di disagio in città rispetto appunto a questa chiusura momentanea. Auspichiamo quanto prima la sistemazione e che il regolamento sia attuato. Ci stiamo anche noi confrontando con gli uffici dell'ULSS per capire appunto le dinamiche, per capire le tempistiche. Naturalmente sono 33 famiglie che sono senza un servizio e quindi auspichiamo quanto prima l'attuazione e la riapertura del servizio. Intanto l'amministrazione si sta attivando per capire come intervenire a supporto dei genitori. Stiamo valutando l'ipotesi e attivandoci anche con i nostri uffici delle politiche sociali per capire appunto cosa fare. Certo è che non è una situazione facile da affrontare. 600.000 euro il valore della struttura sequestrata, saranno contestate violazioni amministrative per circa 5.000 euro. Ritorniamo a Treviso, in 9 in un appartamento in cui dovevano esserci al massimo 2 stranieri, scattate le sanzioni per il padrone di casa da parte della polizia locale. Intanto dall'Ater condanna netta per l'aggressione shock alla troupe di Striscia la notizia avvenuta a Candelù. 9 cittadini pakistani in un appartamento di via Montello dove solamente 2 residenti di fatto erano registrati all'ufficio anagrafe. Sono quelli sorpresi dalla polizia locale di Treviso. 7 degli occupanti erano dunque ospitati abusivamente per il loro connazionale che li aveva presi in casa senza effettuare la prevista denuncia nei termini di legge. Sono scattati altrettanti verbali quanti erano gli ospiti non dichiarati. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a oltre 2.000 euro. Il cittadino straniero ha l'obbligo di essere segnalato qualora ospitato e delle persone presenti, 9 in totale, soltanto 2 erano in regola mentre 7 non lo erano e questo evidentemente è un potenziale rischio per tutto ciò che riguarda l'ambito non solo amministrativo ma anche della sicurezza in generale. Ulteriori accertamenti sono ora in corso per capire a che titolo i 7 si trovassero nell'appartamento e se il padrone di casa percepisse un affitto. Ci sono delle tracce in questo senso, approfondiremo sicuramente la tematica, comunque l'accertamento, anche perché ci sono altri aspetti che evidentemente possono essere importanti, anche banalmente, ma non è banale in realtà, una questione di gestione dei rifiuti. Basti pensare alla differenza di tariffa tra 2 e 9 occupanti. I controlli della polizia locale in materia di presenze illegali nel territorio sono quotidiani. Non si tratta in questo caso di occupazione abusiva, ma di omessa denuncia di ospitalità. Ma il tema casa è caldo e lo conferma l'aggressione a Maserata sul Piave alla troupe della trasmissione Striscia la Notizia da parte di una famiglia rom che, malgrado lo sfratto esecutivo, si rifiuta da 2 anni di restituire l'alloggio al legittimo proprietario. Marina Bonotto, vicepresidente di Ater, parla di fatto inaccettabile e gravissimo. È quello che spesso accade anche ai nostri dipendenti, dice. La collaborazione con comuni e forze dell'ordine è dunque fondamentale e cita la gestione dello sfratto da un alloggio popolare della famiglia di Ronny Levakovic, il 28enne che tamponò e uccise 2 donne sul terraglio a Preganziol. Il nostro obiettivo, conclude Bonotto, è quello di rispondere a chi ha davvero necessità di una casa e la cerca nel pieno rispetto della legalità. La violenta rapina a un supermercato di Valdastico da parte di 2 motociclisti. I carabinieri hanno arrestato un uomo di Castelfranco Veneto ritenuto coinvolto dopo una perquisizione domiciliare. I carabinieri di Valdastico hanno arrestato un 45enne di Castelfranco Veneto accusato di essere corresponsabile della rapina di un supermercato della zona il 17 agosto scorso. Allora 2 individui a bordo di una motocicletta con il volto travisato dai caschi integrali indossati avevano razziato i contanti del registratore di cassa, colpendo con un violento pugno al volto la figlia del titolare dell'esercizio commerciale che aveva cercato di intervenire. Le successive indagini hanno permesso al GIP di Vicenza di raccogliere elementi utili, tra cui il ritrovamento della moto, e disporre così la custodia in carcere a Treviso dell'uomo. Sicurezza informatica in aumento esponenziale, i crimini anche contro gli enti locali. Per questo ANCI Veneto e Polizia di Stato hanno siglato questa mattina un accordo innovativo. La priorità è quella di proteggere i dati sensibili dei cittadini.
Non è che ci spaventa, però è una gran bella sfida sicuramente. L'intelligenza artificiale è il futuro per tutti, ma è il futuro anche per il crimine. Non possiamo nascondercela questa cosa. Tecnologie sempre più sofisticate, crimini virtuali dalle conseguenze drammaticamente reali. È da questo spaccato di futuro ormai prossimo che parte la sigla del protocollo tra l'Associazione dei Comuni ANCI del Veneto e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato. Sul tavolo la condivisione tempestiva di informazioni, supporto tecnico e formazione per il personale degli enti locali. La questione è urgente. Dai dati ministeriali proprio risulta che sono aumentati del 90% i reati informatici e quindi questo protocollo si pone l'obiettivo di dare strumenti alle amministrazioni comunali, soprattutto quelle più piccole, che magari sono un po' più in difficoltà da un punto di vista delle competenze e degli organici. Non soltanto ad un'escalation, anche a grandi abilità, perché gli attacchi al sistema informatico vengono compiuti da persone che nel tempo riescono ad acquisire sempre maggiori informazioni e competenze. Siamo in una fase in cui con i finanziamenti del PNRR si sta spostando tutti i dati degli enti locali, anche dei comuni, in cloud, e questo, se dà la sicurezza dei dati da una parte, si espone molto alle possibili aggressioni. Mettere in sicurezza i dati di cittadini, imprese, associazioni è la priorità, ma ognuno deve fare la propria parte. Arrivano sempre dei link. Mai cliccare su quei link, anche se talvolta sembrano provenire magari da una persona che noi conosciamo, che abbiamo in rubrica, addirittura dal figlio, dalla banca. Mai assolutamente cliccare. Prima di cliccare una qualsiasi cosa bisogna accendere il cervello, perché poi la differenza la facciamo noi col nostro ragionamento. La cronaca ci porta ora sul Monte Grappa, nella zona di Pieve. Un'alpinista di 67 anni residente nel Bresciano è stata soccorsa sulla ferrata Sas Brusai sul Monte Grappa, territorio comunale di Pieve del Grappa. Da Crespano sono partiti i sanitari del SUEM 118 con un medico e un infermiere a bordo di un'ambulanza fuori strada. In supporto è arrivata anche una squadra del soccorso alpino. La ferita, con sospetta frattura della caviglia, è stata raggiunta dall'elisoccorso, recuperata e portata direttamente all'ospedale di Montebelluna. Un'auto per causa ancora in corso di accertamento ha urtato questa mattina a Paese lungo la Castellana una bicicletta. Una donna di 77 anni in sella alla due ruote è caduta rovinosamente a terra. Immediatamente l'hanno soccorso alcuni passanti che si sono fermati, hanno allertato il SUEM 118. La donna è stata portata in ospedale per essere medicata. Le sue ferite non sarebbero preoccupanti. Traffico in tilt lungo la Castellana con code e rallentamenti. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Paese. Fermata per un controllo in zona industriale a Padova, una 31enne residente nel Trevigiano ha mostrato la patente della sorella invece della sua. Per questo è stata denunciata. Patente libretto. Questo si è sentita dire da parte dei carabinieri di Padova una 31enne di origini marocchine residente a Treviso, fermata in zona industriale nel capoluogo uganeo. La donna, già nota alle forze dell'ordine, ha però pensato, non avendo la propria patente, di esibire dal telefono quella della sorella. Nonostante la foto apparisse sgranata, i carabinieri hanno notato che i tratti somatici della donna nella foto non corrispondevano a quelli della persona fermata. Non solo questo però, perché l'auto risultava anche priva di revisione. Gli uomini dell'arma hanno dunque portato la 31enne in caserma, dove ha capito che tramite fotosegnalamento sarebbe stata riconosciuta e ha deciso di mostrare la sua vera carta d'identità, giustificandosi di essere priva di patente di guida. La donna è stata quindi denunciata in stato di libertà per il reato di false attestazioni e ha ricevuto una multa per la mancata revisione del veicolo. Ancora tanta cronaca, vi dobbiamo portare a Olmi per un furto in una ditta di trasporti, ancora a Mogliano Veneto per una truffa, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi di un furto avvenuto a Olmi di San Biagio di Callalta.
Con un bastone di legno di fortuna hanno prima deviato la direzione della telecamera di videosorveglianza dell'azienda di logistica Soline di Olmi, poi con una spranga di ferro fatto leva sul portone per scardinarlo e crearsi una fessura da cui entrare. Da lì indisturbati hanno rubato ben 80 scatoloni di indumenti di Calzedonia, caricandoli su un furgone intestato alla ditta. Nessuna infrazione del mezzo. Le chiavi le hanno trovate all'interno dell'azienda. Il furto nella notte tra il 12 e il 13 maggio. I ladri sono andati a colpo sicuro prendendo merce utile da rivendere. Il furgone geolocalizzato è stato individuato dai carabinieri nella frazione di Montorio a Verona. All'interno non c'erano né i ladri né gli scatoloni rubati. Il sospetto dei proprietari della ditta è che si tratti di una banda specializzata che ha agito su commissione. Probabilmente il furgone è servito da mezzo di trasporto e di scarico della merce in un altro per portare la refurtiva altrove. Le indagini sono ora di competenza della stazione di carabinieri di San Biagio al Vaglio. Le telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso anche in faccia i malviventi. Erano stati truffati da una consulente di Poste Italiane. Ora hanno deciso di lanciare un appello per promuovere una class action. La vicenda era accaduta nell'ufficio centrale di Mogliano Veneto tra il novembre del 2019 e l'ottobre del 2020. Non si arrendono i clienti truffati da una consulente di Poste Italiane che vogliono riavere i soldi che gli sono stati sottratti. Così stanno pensando di riunirsi ed avviare un'azione da attivare davanti al giudice civile contro Poste Italiane. Questo perché la 44enne residente nel veneziano, che ha messo in atto il raggiro, risulta sparita da quando è stata indagata. La donna, che lavorava soprattutto a Mogliano nella sede centrale, ha pensato bene di trasferire del denaro dei clienti sul suo conto corrente. Avrebbe sottratto diverse somme promettendo di investirle in qualche prodotto finanziario, cosa che ovviamente non faceva. Non solo, ma avrebbe anche fatto firmare distinte di prelevamento effettuato attraverso la loro carta di credito o banco posta. Nel mirino della truffatrice soprattutto gli anziani. Così il figlio di una delle vittime ha deciso di lanciare un appello. Voi volete formare che cosa? Una class action insieme per cercare di recuperare i soldi che sono stati mancati nei vari conti correnti in questa filiale delle Poste Italiane di Mogliano. 19 le vittime che hanno segnalato gli ammanchi. Pensiamo, dice Alberto Fagherazzi, figlio di una delle vittime, ad una causa collettiva per cercare di recuperare, almeno da Poste Italiane, i soldi che sono stati tolti dai conti correnti o dai libretti delle persone che sono state truffate da questa signora. Il raggiro risale al periodo compreso tra il novembre 2019 e ottobre 2020 e da allora i truffatori combattono per riavere il maltolto. Voltiamo decisamente pagina. Sono stati pensate 1930 i chilogrammi di rifiuti rimossi dalle sponde del fiume Piave durante la quinta edizione di Piave Net, la 2 giorni di raccolta straordinaria promossa da Savno e dal Consiglio di Bacino Treviso 1 in collaborazione con la Lega Ambiente Veneto. A essere coinvolti sono stati centinaia di volontari che hanno ripulito il Piave nei tratti di fiume degli 8 comuni aderenti da Segusino a Salgareda. La media di rifiuti raccolti per comune è stata di circa 214 kg, tra il materiale ritrovato, elettrodomestici, pneumatici, materassi e materiale edile, ma come sempre anche bottiglie di plastica, mozziconi, avanzi di picnic a farla da padrona. Nell'edizione 2024, nonostante alcune tappe fossero state annullate a causa del maltempo, erano stati raccolti complessivamente 1760 kg di rifiuti in 11 comuni, con una media di 160 kg per località. Inaugurato a Spresiano il nuovo apiario didattico al Taglio del Nastro con il sindaco Marco Della Pietra, i rappresentanti di APAT, Associazione Provinciale Apicoltori Trevigiani, del Consorzio per la tutela e la promozione del miele del Piave, anche il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Senza api il 70% delle nostre colture agricole non potrebbe esistere, sono quindi fondamentali per il nostro settore primario, il più green d'Europa, come ha recentemente certificato anche ISPRA nel suo ultimo rapporto presentato al Senato, ha sottolineato De Carlo, che è anche Presidente della Commissione Agricoltura. Questo apiario didattico servirà anche ad attirare nuovi appassionati, persone che ci permetteranno di vivere in un ambiente migliore. Questo apiario didattico approderà anche al Senato della Repubblica. Del coronamento di un lungo lavoro parla il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra.
Ed entra nel clou la 28ª mostra dell'asparago di Badoere IGP, che in questi giorni sta animando Zero Branco con stand gastronomici e tante iniziative dedicate a grandi e piccini, un evento cresciuto con il tempo che oggi può fregiarsi del titolo Sagra di qualità. Domani alle 20:30 in sala consigliare il convegno sulla gestione sostenibile del suolo per la salute e la produttività dell'asparagiaia, tanti gli interventi che si alterneranno con i massimi esperti a livello europeo. L'evento è promosso dalla Proloco di Zero Branco, il Comune, il Consorzio dell'Asparago di Badoere IGP. La mostra intanto proseguirà fino a domenica 18. In questi giorni grande successo hanno avuto anche i laboratori didattici organizzati con gli apicoltori dell'APAT, circa 220 gli allievi coinvolti dell'Istituto Comprensivo di Zero Branco. E noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano il tema delle truffe in particolare agli anziani. Parte oggi una nuova campagna informativa e di prevenzione. Truffatori sempre più scaltri e vittime sempre a rischio di truffe anche pesantissime, visto che c'è chi si è fatto derubare anche di centinaia di migliaia di euro. Per la terza volta Belluno cerca di prevenire con una campagna informativa portata in tutte le frazioni con attori che un po' scherzando, un po' facendo sul serio, recitano le possibili situazioni in cui ci si può venire a trovare. Gli anziani sono una delle categorie fragili della nostra società e vanno a intaccare con alcune situazioni proprio il tessuto sociale, quindi si allarga questa la problematica. Per noi arrivare a raggiungere gli anziani, spiegare loro il comportamento che devono attivare nel caso delle truffe agli anziani ci facilita molto la ricaduta sociale. Una volta le truffe erano fatte con un contatto reale, ora molte sono telefoniche, a volte prevedono l'arrivo di un qualcuno che incassa soldi per fantomatici figli feriti o arrestati. Il più delle volte si completano con il solo telefono e a volte sono attraverso il web. Fidarsi dunque, ma certo non di tutti, e al minimo dubbio chiamare 112, 113 o 117, che sono numeri impossibili da clonare per questi squalidi personaggi che sfruttano la fiducia concessa dagli anziani e non solo da loro. È estremamente importante perché è un fenomeno che registra un incremento, il fenomeno delle truffe agli anziani, ed è un fenomeno odioso che va contrastato attraverso la prevenzione soprattutto, ed è odioso proprio perché colpisce le persone più fragili. Operazione a largo raggio per contrastare lo spaccio ma soprattutto il consumo di stupefacenti da parte dei carabinieri della compagnia di Feltre. Pattuglie in uniforme in borghese hanno lavorato per giorni effettuando controlli nelle zone più frequentate dai giovani, arrestando un albanese di 33 anni, mentre un giovane italiano di 27 anni residente a Lamone è stato denunciato dalla Procura della Repubblica e segnalato in prefettura come assuntore, essendo stato trovato in possesso di 9 flaconi di metadone acquistati illegalmente. L'albanese, nel tentativo di eludere la perquisizione, aveva cercato di disfarsi di 2 involucri contenenti 8 dosi di cocaina, lanciandoli dietro una siepe, ma recuperati dai carabinieri, che poi nella perquisizione domiciliare hanno rinvenuto altri 8 grammi di cocaina, sostanza da taglio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Seconda tranche di finanziamento pari a 480.000 euro dal Fondo Comuni Confinanti per il progetto di videosorveglianza e rilevazione delle targhe realizzato a livello provinciale dal Consorzio BIM Piave in collaborazione con la Prefettura di Belluno e le Forze dell'Ordine. Il primo lotto aveva permesso la realizzazione di 47 varchi per la lettura targhe e transiti in entrata e uscita con l'installazione di 77 telecamere. Nel secondo stralcio si provvederà al potenziamento e all'ampliamento della rete per altri 12 siti e 24 telecamere individuati anch'essi in accordo con Prefettura, Questura e Carabinieri. I temi dell'attualità, passaggio interlocutorio ma necessario a porre le basi per un dialogo fruttuoso. Questa è la prima impressione a caldo al termine del vertice sugli elettrodotti che si è svolto ieri in Regione, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani.
È stata una riunione in cui abbiamo manifestato l'esigenza di creare un accordo operativo in modo che anche i territori diventino protagonisti nelle scelte, con un confronto sulle criticità, percorso che a nostro avviso sarebbe l'unico possibile e fruttuoso anche per Terna. Finalmente, è proprio il caso di dirlo, dalla montagna al mare i territori hanno deciso con forza di compattarsi per tentare la strada del dialogo con Terna, tutti tranne Ponte nelle Alpi e Soverzene. Al vertice sugli elettrodotti che si è svolto a Venezia, faccia a faccia fra i rappresentanti dei comuni, della provincia, i tecnici della regione e naturalmente di Terna. Un passaggio interlocutorio ma necessario per ribadire la necessità di ritrovare il dialogo per un percorso condiviso sul progetto che nessuno vuole ostacolare. Pretendiamo però che sia il migliore progetto possibile, afferma l'assessora Buttignon. Quanto alle richieste di interramento della linea, Terna ha nicchiato, nel senso che dice questo progetto, almeno quello della media Valle del Piave, è previsto così, però se c'è un tavolo di confronto è evidente che se vogliono il risultato bisogna che vengano a miti consiglio, almeno ascoltino i territori. È un progetto molto datato, con le nuove tecnologie senz'altro si può fare molto meglio e quindi si spera che il percorso possa essere condiviso. E la Regione, gli attacchi non sono mancati. La Regione ha avuto un atteggiamento un po' interlocutorio. Io dico, se la Regione non rappresenta la volontà chiarissima, uniforme e decisa dei territori, è un brutto segnale. In attesa di un accordo operativo che metta nero su bianco la volontà chiara emersa al tavolo regionale. I territori finalmente sono molto uniti, se si esclude Ponte nelle Alpi e Soverzene. Tutti vogliamo dall'inizio alla fine, quindi tutta la regione, lavorare insieme per il meglio. Io direi che è l'occasione unica, ma veramente unica anche per Terna e per la regione, di diventare protagonista di un percorso virtuoso che fino ad oggi non è stato. Salvi i finanziamenti ai Vigili del Fuoco della montagna bellunese. A Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, sono passati gli emendamenti Cestaro Puppato a sostegno dei distaccamenti veneti e la partecipazione associata ai bandi per attrezzature e macchinari. Nello specifico, il primo emendamento va a destinare il 50% dei contributi della legge regionale a tutti i distaccamenti, nessuno escluso. Il secondo consente la partecipazione ai bandi in forma congiunta per acquistare un numero maggiore di mezzi e macchinari. Soddisfazione è stata espressa dai due consiglieri regionali bellunesi, che però si scagliano contro i colleghi di Fratelli d'Italia, rei di avere fatto ostruzionismo sia in commissione che in aula. È tutto per questa edizione, sia da Treviso che da Belluno. Non ho ulteriori aggiornamenti, quindi tutto, grazie davvero per l'attenzione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.